Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con il secondo capitolo, con la seconda parte della serie sulla migrazione del re. Oggi vedremo ancora un'altra partita di Petrosian, l'inventore, il più grande esponente di questa manovra, una partita che Petrosian ha giocato contro Diez del Corral Jesus, un giocatore spagnolo nel torneo di Palma de Mallorca del 1969. Il bianco gioca E4, Petrosian replica con E6 con la difesa francese. D4, D5, qua il bianco tra le varie varianti a sua disposizione gioca la variante classica, cavallo C3. Qua esistono due varianti, cavallo F6, che è una delle principali oggigiorno, e alfiere B4. Alfiere B4 è la variante Winaver, che è una delle linee più rischiose, nello spirito della francese. Allora l'idea è che si inchioda il cavallo, che smette di difendere il pedonino E4 e dopo E5 la struttura del bianca è rigida e viene attaccata. Il bianco gioca a 3, il nero cattura in C3, ecco dopo B per C3 diciamo che questa struttura è molto rigida, è molto debole anche, c'è da dire che il bianco qua ha la coppia degli alfieri e questo alfiere camposcuro può essere molto forte. Il nero gioca donna C7, creando un attacco raggi X contro il pedone in C3. Il bianco gioca donna G4, creando forti controminacce contro il pedone in G7. Cioè qua se il nero inizia a prendere il centro deve stare attento perché magari casca tutto. Il bianco gioca F5 per difendere il pedone raggi X. Il nero gioca donna G3. Il bianco gioca C per D4. Il nero gioca C per D4, C per D4. Il nero si sviluppa. Notare che ora, qualora la donna catturasse in G7, il nero gioca prima di tutto torre G8, attaccando la donna. Poi dopo una mossa come donna per H7, il nero vincerebbe con donna C3, con attacco doppio contro re e torre, vincendo la partita. Quindi qua il bianco continua lo sviluppo con alfiere D2, e qua si può... ok, no, non si può prendere il pedone in C2 perché seguirebbe torre C1 con... no, sto dicendo una sciocchezza, torre C1 vincendo, no, in realtà non vince torre C1, però controlla la colonna, poi si può prendere in G7 e il bianco sta bene. Il nero ha arroccato, il bianco gioca alfiere D3 sviluppandosi e difendendo C2. Ora il nero ha un alfiere cattivo in C8, come sbarazzarsene con B6, per giocare poi alfiere A6. Il bianco gioca cavallo E2, torre F7, non si sa mai perché a volte questo pedone in G7 può essere attaccato con alfiere H6, con cavallo F4, H5, quindi Petrosian lo difende. Il bianco arrocca, alfiere A6 per cambiare questo alfiere cattivo. Il bianco inizia un attacco, e la direi un'espansione. Il nero gioca alfiere per D3, C per D3, cavallo BC6. Il bianco gioca alfiere 3, il nero qua gioca donna D7, il bianco gioca cavallo F4, il nero gioca cavallo G6, il bianco cattura in G6, H per G6. Ecco, ora a questo punto se il bianco catturasse in G6 seguirebbe F4, attaccando l'alfiere, poi prendendo in D4, e il nero avrebbe un'ottima posizione. Dopo H per G6 il bianco ha giocato donna F4 per bloccare il pedone F. Il nero ha giocato donna E8. Il bianco gioca G3. Il nero gioca torre C7. Il bianco gioca re G2. Il nero gioca donna F7. Il bianco gioca torre H1. Ecco, abbiamo visto come siamo arrivati a questa posizione critica. Questa è la posizione in cui vorrei pensare, perché qua il bianco si accinge a creare un attacco fastidioso nella donna con donna G5, H5. Cosa fa il nero? Doppiare le torri sulla colonna C. Ok, donna G5. Cosa facciamo? Apriamo la colonna C. Ok, H5. Il bianco sta arrivando. Su G per H, torre per H. Poi magari il bianco vuole giocare torre H1 e la situazione sembra poco rosea per il nero, sembra estremamente difficile. Che altro fare? B5, provare a mettere in moto la maggioranza? Ma può succedere la stessa cosa, donna C5, A5, H5, G per H, torre per H, poi torre H1, il nero rischia davvero di perdere velocemente. Cosa fa il nero di fronte a un attacco così forte, così spaventoso? Beh, il punto è che il bianco è preparato per attaccare sulla di re, ma non sulla di donna. E quindi inizia la migrazione del monarca nero. Re
F8, punto esclamativo, con l'idea di giocare re E8, re B7, re C8, re B7, dove il re sarà perfettamente al sicuro. Il bianco inizia il suo piano, il bianco vuole controllare la casa in H5 per spingere il pedone, re 8. Ora su H5, G per H5, torre per H5, il nero ha tutto il tempo per salvare il suo re e metterlo al sicuro nell'ala di donna. Eventualmente si può anche giocare prima torre G8, poi re C8, re B7. Il bianco allora inizia a giocare torre C1 per scoraggiare il nero, ma il nero ha più pezzi nell'ala di donna, non ci saranno problemi. Il bianco gioca H5, G per torre per, prima torre G8, ora re C8, re B7, e il nero una volta messo in salvo il suo re starà meglio, perché in un finale starà meglio il nero perché? Perché il bianco ha i pedoni doppiati, l'alfiere è cattivo, cioè l'alfiere non può attaccare i pedoni neri che sono su case bianche e il nero avrà una maggioranza, cioè in un finale senza le donne il nero potrà spingere questa maggioranza e crearsi un pedone passato lontano che farà molto male al bianco. Il bianco gioca torre H7, il nero gioca re C8. E come risultato di questa manovra il bianco ha già dei problemi perché non ha un piano, non esiste più nessun attacco diretto, quindi l'attacco contro il re è fallito prima di iniziare e c'è un alfiere cattivo e come detto prima c'è la maggioranza del nero. Il bianco gioca donna H4, il nero gioca donna C6, torre H8 e il bianco cambia volentieri re D7. Donna F8, il bianco vuole provare a penetrare nelle case nere ma non fa molto perché il nero gioca torre C8, donna D6, donna E8, il nero si prepara a scacciare la donna da... Il nero difende il cavallo e si prepara a scacciare la donna da D6, bianco gioca 4, il nero gioca torre D8, donna 3, donna E7. Ora, se nero cambia, il finale sarebbe... Se il bianco cambia, il finale sarebbe molto difficile per lui. Diciamo per esempio che il bianco, per dire, se noi offriamo un cambio, cambiasse ancora. Questo finale sarebbe ancora più difficile. Perché sarebbe difficile questo finale? Per esempio, non so, prendiamo di cavallo, poi giochiamo, non so, A5, re A6, B5, creiamo un pedone passato e abbiamo tutte le possibilità di vincere. Per esempio il bianco gioca qualcosa di così, A5, re G5, ora cavallo E7 per impedire al re bianco di entrare, ora alfiere D2 per pressare il pedone A, ora lo difendiamo, giochiamo B5, prima o poi dovremmo vincere. Su mosse come, non so, alfiere C1, P5, sì, la partita è complicata, ma diciamo che in questo finale tutto ciò che abbiamo visto non è forzato, ma in questo finale il nero sta meglio in virtù del suo pedone passato, perché il cavallo può attivarsi, può attaccare vari obiettivi, e il bianco ha davvero problemi immensi. Quindi, tornando... Poi ovviamente il nero non è forzato a cambiare lettore, il nero può giocare diversamente anche. Il bianco ha giocato donna C3, il nero ha giocato torre C8, con pressione lungo la colonna C, alfiere D2, ecco qua una cosa carina. A questo punto il nero è lui stesso che crea, non solo il nero starà meglio nel finale, ma il nero vuole creare ora lui vuole attaccare contro il re bianco. Una cosa tipica della marcia del re. Il bianco gioca donna C2, lascia il pedone in D4 in presa perché cavallo per D4 non si può perché c'è l'inchiodatura, si prende la torre con matto. Ma F4, il pedone vuole avanzare ancora magari in F3. Cioè per dire, se il bianco non fa nulla, è anche difficile non fare nulla. Insomma, diciamo che il bianco aspetta così, F3. Se il bianco va indietro, ora magari possiamo andare a dargli matto già. Se il bianco prende, ora sì, cavallo per D4 con scacco. Fa male. Dopo F4 il bianco ha preso, G per e ora il re bianco è molto, molto esposto. Alfiere per F4, qua torre G8 è seguita. Su re F1 cavallo per D4. Cavallo per D4 è forte, poi possono proseguire attacchi come donna H7 per donna H1, cavallo F3 per torre G1. Posizione bianca è davvero critica, è davvero cattiva. Ma forse era necessario. Il bianco, avversario di Petrov hanno giocato alfiere G3, cavallo per D4, donna C3, cavallo E2. Facendo pressione su tutto. Donna C6. E qua uno scacco, è solo uno scacco, non c'è nessun seguito. Ora il re è perfettamente al sicuro. E il nero ha varie idee di attacco qua. Bianco ha giocato
che se il bianco prova a cambiare le donne, ma peggio per lui, no? Questo finale sarà pessimo per lui. Addirittura si può anche prendere in G3, poi andare a prendere il pedone D e bianco, come minimo, il bianco davvero soffre. Quindi questa posizione ha davvero poco senso per il primo giocatore. Il primo giocatore, il bianco, attacca il cavallo F4 sfruttando l'inchiodatura. Re F1, cavallo per D3, i pedoni bianchi cadono 1 a 1. Torre B1, ecco qua, donna F7, mossa fortissima. Su donna D6, re B7, il re si sposta. Bianco gioca re 2. Ecco, a questo punto c'erano già varie mosse decisive. Per esempio, donna H7 probabilmente doveva vincere. C'è anche l'idea di cavallo F4 scoperta e prendere la torre. Era difficile, però Petrosian gioca in modo bellissimo, gioca torre C8, vuole attaccare con la torre in C2 e non gli interessa il cavallo in presa perché poi c'è l'infilata, cade la torre. Il bianco ha provato un attacco disperato, torre C2. Un'idea bellissima perché su re per D3 seguirebbe donna F5 e matto da tutte le parti. Per esempio su re D4 matto, su re 3 matto, allo stesso modo. Quindi qui, dopo torre C2, il bianco ha giocato re F1. E che altro? Per D3 l'abbiamo già vista. Tutte le altre mosse perdono. Qua dopo re per F1, la semplice cavallo per F2. E ora se il bianco prende, ovviamente prende matto. Se il bianco prende in B6, ci sarà una scoperta seguita dal matto. Vediamo che scoperta potremmo dare. Potremmo dare una scoperta, diciamo... Anzi, ma perché dare matto? Il materiale è sempre più appetibile, no? Scacco di scoperte, prendiamo la donna e poi ci pensiamo, così non dobbiamo stare lì a calcolare reti di matto. Dopo cavallo per F2 il bianco ha giocato torre per B6, disperazione per B6, donna per B6, e qua non c'è il perpetuo perché tutti i pezzi neri difendono, non so, la torre tiene lo scacco in C6, il bianco ha giocato questa, re B8, donna B6, donna B7, donna D6, donna C7, il bianco abbandona perché sono finiti gli scacchi. Beh, no, non sono finiti, ma finiranno. Non possono continuare per sempre. Qua gli scacchi finiscono, dopodiché il nero ha un vantaggio decisivo, un vantaggio di materiale, e poi il nero è Petrosian. Sì, il bianco potrebbe giocare qualcosa di così, ma perché ritardare l'inevitabile? Ormai è finita donna C4, poi vari scacchi su re E1 matto, su re G1, re G2, scacco, no? E poi matti o quasi matti a seguire. Ma qua anche, non so, se non vogliamo calcolare nulla possiamo anche entrare nel finale di pedoni e vincerlo, perché abbiamo il pedone passato sostenuto. Quindi una bellissima, una stupenda vittoria di Petrosian. Volevo far vedere forse questa è una delle partite più belle perché magari nella partita precedente, magari in una partita che vedremo successivamente, diciamo che la migrazione del re è un po' un capriccio di Petrosian. Qua non è un capriccio perché se non si fa nulla si prende matto, il bianco ci apre. Donna G5, H5, siamo davvero in crisi. Dopo questa manovra del re, addirittura la cosa curiosa è che alla fine di tutto qua siamo stati addirittura noi ad attaccare il suo re e creare un attacco decisivo. Quindi una cosa estremamente curiosa. Il re è lento come una tartaruga, ma poi quando va sull'altra ala, noi diciamo che il ruolo dell'iniziativa si inverte. Spero che anche questa partita vi sia piaciuta e magari la volta prossima continuiamo ancora per un'ultima volta con questa serie sulla migrazione del sovrano. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!